È sempre un gran piacere per me venire qui in Teval Pesarino o in Canal, c'è molto che dice in Canalozzi. E sono qui perché proprio io creo la mostra dal Cialcim. Una mostra originale, perché le femmine si sgudio a Mamio Cialcims, per un'opera di solidarietà, ecco. E dopo che sti alcim si vigneranno venduti e qui bez e i vem da vierti, i vem scouvert de pozzi in Africa e tutto che merit dal Media Agostinis e che stanno c'è la quinta edizione, no? Che fagios e l'ubiel c'è che mi piace che si la rindopa vedere l'esposizione di Cialcims che las nuestros fémenos, vecchios, giovanos di mancul, es sgudio. Sgudio una vecchia mi ha detto, così non arrivi a pensare, mi è morto un figlio. E l'ero volontario che fides così. A mancul, il so riguarda e continua a fare dal bene a toint. Dopo dice che gudia è come la disciplina dal yoga. Sì, questa è la roba anche più interessante di questo progetto, no? Che non è nasciuto di me, il progetto è nasciuto da parte di tanti di noi che si inchiatano una sera a chiacchierare dice che potevi fare non solo a scopo solidale ma anche per coinvolgere la comunità. Era una sera alla chiesa a Dasaia, con gli amici di Dasaia, dal 17, anzi forse prima, e dal 17 con loro vi cominciate a realizzare la prima festa del Cialcim. Con questo intento, che li coinvolge le persone dal puesto, di modo che questo lavoro diventa importante da un punto di vista comunitario e sociale. E alle vere, c'è che tu dici, hanno tante persone, non solo anziane, ma soprattutto anziane, magari anche di besolo, che hanno avuto esperienze di vita drammatiche, come la perdita di un figlio. Ecco, das loro mans un figlio di lana diventa un figlio di aga, e questo diventa per loro una ragione di vita, ma di aggregazione e di relazione. Tutto che voi avete perduto a causa della televisione, di internet, eccetera, qualcuno e qualcuna è sitiato per questa ragione in fila per guidare e per fare Cialcim. E questa è una roba secondo me interessante e importante anche da un punto di vista proprio medico e di salute. Si tiene la salute non solo come una mancanza di si tiene la salute come un concetto largo, non solo come mancanza di malattia, ma come benessere, come benestare da un punto di vista psicologico, relazionale, sociale, ma anche spirituale. Te me fa meglio se Todas las son viñudas, todas las son ribadas, no me llena riba mar, no me llena Allora io qui a Prat creo la festa dal Cialcim. I podim vedere non c'è biela, chiede Cialcims di ogni sorto, di ogni calore. E qui vi mettete le femmine che sgudios. Ecco, allora i tacchim a domandare a Fides a chi che è da Prat, che ha le sgudios di fier, c'è plastico, chi gudivi mo col fier. Ecco, allora tu mi hai da dire che ti ha insegnato a fare Cialcims. A me mi ha insegnato mia nonna, no? Mi ha insegnato a fare la scarpetta prima, no? Perché la canaia aveva di imparare prima a fare la scarpetta, no? Volta sì. Dici, che era questo scarpetto, chi ha imparato in più? Era che si attaccava su al Cialcim in modo di poterla distaccare con che era fruiata e metti su un'ata e il Cialcim aveva di durare.
Allora facciamo vedere che stocca qui e si faceva uno scarpetto, un tocco. Stata che sta qui, Ecco. no? Che sta qui, fino a qui. E non Dici via a Benon, calcino, feminas. scarpetto, no, non il calcino. A chi? Ecco, questa qui era la scarpetta. Allora, come facciamo vedere un par di calcini a due tocchi. Questo era la scarpetta e questo il calcino. Spiegami. E noi si faceva la scarpetta, no? Si arrivava fin a chi, che faceva il calcin dopo si fermava a chi con la guglia, che sta qui, si fermava, leva in su e si fermava ahí, partacca sulla scarpetta. Dicono che veniva il telon, no? Fatta scarpetta. Però diciamo perché non era uno modo che di scarpetto, era che si fruiava più la scarpetta, si fruiava. Allora si la cambiava, si la tornava a fare, il calcino invece restava, perché leva la scarpa che ste. Allora Tonone ti ha insegnato a gugliare Prima la scarpetta, sì, e dopo il resto. e dopo il resto, sì. Allora gli andesi di l'anno di più ora che stia qui, perché Candido da Ciurciuvin, Pitt, no? Celestino, all'estate sull'Everest, aveva da via che stia al cinza qui di l'anno di più ora con la scarpetta, per non chiappare frio, c'è detto. Io dico di sì, perché I sa soldini. resinchiamo l'idea. Allora come Linda? Rita, Di dove sei tu Rita? da Prato, mi sposa da Pieri, sto a Pieri, ma sto troppo al monte, in Francia. Emigrante? Che facevi tu? Borsa da toiletti facevi. C'è rubo raffinato, des borse de toilette ai calcini. Ai calcini, imparato dopo fai calcini. Chi ti ha insegnato a fare i calcini? Io ho imparato un po' da sola, ci facevamo con che era mari, ma Però tu fai i calcini a due sgudios, no a quattro. dipende da qualità che si fa. E come io ho imparato a fare io a macchina. E in che macchina? E c'è tecnologico che No, tu sei mo? diventato. Allora come Linda? Rosalba, Rosalba di Dulasì. da Vosa e maridata a Predombli. Ecco, un muso blanco e rosso come un garofolo. So che a Predombli non schialdo tanto, ma l'aria è fresca che ci tembe. In davanti un po', Kentia. Chi ti ha insegnato a fare i calcini? Ma c'è la Svezia, in chiama mare. Allora, hai tu a quattro gudios. Tutto la sas di plastico però. C'è. Sono di fiera. Sono di fiera, sì. Come tu fai quei quattro, ci metti tu sui pon. E metti i ponzi qui, no? E dopo i gugli su, fai la La diamba e dopo fai il resto. Trospar di calcini varrà tu gudiare. Lo sai? Tan. E gudiare perché sto... Io partegno i chialzi, i pesi al priadi. Sì. Se vuole dire per te gudiare perché sto opera di solidarietà, per fare un puccio in Africa, ce vuole dire per te? Ma io faccio perché. Sì, se no per i miei andano io, no? A tutti i anni. Di voto 89. Io, a tu veduta, a Predumbli a 90 anni, c'è gaiazzi sono. Ecco, complimenti, 90 anni è ben portato. C'è stato troppo in 89. Complimenti, bravo. E io ho 92, che mi scuve. Io mi sono smettato di domandare. 92, che mi scuve. Non è finismo. Si stagiona qui in canale, proprio bene. Ecco, allora come passiva mi dispiace passare di davanti, allora che qui sì? Io sono Marianna e mi chiamano Kiki però. Vabbè, che pigliamo Marianna. E- Allora non diciamo di ghiat, no? Di femmine, E mi hanno no? chiamato sempre così con chi ero piccolo e mi conosco per Kiki. Allora Marianna, trosagnato.
83. 83, io sono 280. C'è bieti al cinske, c'è bieti calors, io faccio striscios. Perché la lana fatta così. Tu hai imparato, Missoni, che il gran stilista, ha imparato a chi a Prata, a mettere calors. A fare maios, miscliciados. Sì. Ecco, e tu gudios e tu a quattro gudios. Sì, che il cinza si fa con 4 fiers. Fatto fiers, fatto lo talon doppio o uno? Ma sì, io lo faccio doppio, vedi? Chi ti ha insegnato a fare il talon doppio? Io non mi pensi, a lei tanti anni che gudi, ma non mi pensi. Allora, mia madre ero stato in Austria facevo quel modello. Adesso un modello venuto dall'Austria e al tendi pin. Ecco. Cinciato. Io non sai, se mi insegna. Ecco, ha detto che non è nena, ero stato in Austria che ho imparato. Allora, io tutti i tedeschi sono miei di nuovo che viaggio. Io a chi faccio i vin fides che faccio uno coltro fides biela buinoro e ero a chi con la giacchetto di visum e ha veduto nevea alla sua insomma e arrivato con la giacchetto però per giornata metto la collana di perlos a Truia c'è Gaiaschi si teme mo è a Londo sì a Truia vengo però sono 44 anni che sto a Villa. Era poi stata in Svizzera, è stata a Stasi, sono un po' come i singers. Cambiando una volta stiasa. Però non viaggia la stiasa, però Truia ti resta tal come. No, sì, fa la mia gioventù, la so, sì. Ecco. Giusto. Voi tu sei tornato, ma per spacciarci guglios grandi, sa me o país. Da Urlana si toglie il fiers. Se l'anna è grossa si toglie il fier grosso, no? A che dopo vengono le sacchette, sono un po' sciore, che sono una cortina. Invece dal visome sanno la diaco. Oltre la spalla, la sacchetta mettono il cellulare, le sigarette. No, vai in Africa che sto giacchetto qui? I vicini si vanno in Africa. Hai capito, tu venzi, dopo io dico che intala. Sì, fa barretta, si fa al passato ridotto. Allora conti, nostro Gianni, sato che tu sei 82. 82, in che due sono io 80, bielo. Con la rossetta e tutto. Ti testo sempre così gaiato ogni dì? Pensavi che lavava la massaria? No. No, tu metti il rossetto? No, e la mette a lavastoviglie. E tu hai la lavastoviglie? Io non credevi arrivare a Prat che fosse due così tecnologici, no, ma a Vilo, poi c'è avuto un cassetto in Vilo e più bien sostanza e Truia. Si stavi a Truia, l'era compagna. La lavastoviglie. Sì. Così non ci vengono un matix te smà. Io, Maria, lei è il dottor che mi cura. Il dottore alle braccia. Sì. Sato ci ha detto il dottor Agostini, scumu, che gudia la nervadura non si incrudulisce. Alle come fa yoga? Sato ci le yoga. Sì. Movimento, poi io ho un genere fisioterapista al mio discipolo che hai la iterosi qui, a 38 osi, ma toglia tenila. Però continui uno rubo, tutto gudios a riguardo di Toffica, facevo volontariato, continui, le biele Io ho cominciato a fare tanto dopo che le morni uffici, lui era un gran volontario e io in memoria so e ho continuato a andare avanti, che ero già prima. Però il displasè mi aveva lasciato fermato e dopo è tornata a cominciare e sono contenta e voglio andare avanti bene. Ecco. Un bellissimo riguardo, ecco, questo è un bel riguardo, ecco, magari qui che non sente, che alludo all'anno davanti, ti dà speranza. Che altro sia più soddisfazione che sia da qualche volta. Auda che altri sia più soddisfazione. Grazie Fides. Lì c'è orgoglio che sto dos. Tutto la scusa sono buone per non gugliare. Trosagnato qui sì. 87. Allora, vediamo. Allora anche lì 87 anni e bielo blancheroso. La situ nasciuto? In Francia. Emigrato? E i genitori erano immigrati, sì. E dopo sono stato in 10 anni in Svizzera. Sì. Sì. Tu
Tu sai francese, tedesco? No, tedesco, no, francese. Ah, francese? Sì, sì. L'hai dismenteato come? No. Ma è più bello la paccheo che hanno all'otto, a me mi piace di più. Ascolto, c'è a tu guidato anche tu per... Hai portato io, credevi, da via team, da portare io, nei capelli le date. Comunque... Non interessa, tu fai due calci? Sì, hai 2 o 3 pari calci da portare io. Sei tu contento di fare questo lavoro? E faccio così per non stare di ban, perché un po' dal campo, un po' cuidato, un po'... E ne faccio troppo, ecco. Ascolta, se tu pensi che ti ho al cims, un franco al ventiappat, perché chi sono manco fortunato di nuovo, chi non ha mago, non è in masso, è l'uornuio. Noi, sì, sì. È una bella roba, sì, sì. Sì. Grazie. Allora passin de scioro? Lucia. E anche tu c'è un gudio? Non sei tu buona di gudiare? Sono buona, ho insegnato anche a mie niece che però sono già dismenteate. E sono buona però, con che non si squigna, non si fa. Beh, ma chi fa sì, una parcheggiata, sì, però io li sapevi fare come io anche dismenteata. Ma di tutto questo ince pensi tu? Ma io sì, a parte Paolo che il mio miedi è così, una roba bella, bellissima e c'era collaborare in altre maniere. Grazie di stesso. Farai fa una fontanuta, vegnaranduta zadaga, vegnara pur entiaie, vegnara pur entiaie. Dutas a son viñudas, dutas a son rivadas, no me llena rigaman, no me llena Allora sì, col scenic di Prato Carnico, col scenic giovane Erika Gonano. Erika, io voglio vedere tutto questi alcims, questi femminos che sgugliavo, questi dos, e anche se hanno lasciato che non sguglio, e hanno dismentato la guglio a chiaso, che hanno gugliato fin ieri. E poi che me la sei menata io. Tu la sai menata tu. Ecco, tu come cittadino che tu rappresenti la tua comunità, tu hai un bello bravuro. Ma diciamo che sono un gruppo orgogliosa dalla mia comunità, dalla mia dal dottor Agostini e di tutti i gufos dalla Luna che hanno organizzato questa meritoria azione perché le persone più bisognose, perché facendo questi alcini non è una maniera per poter sentirsi utili alla propria comunità, a un progetto, ma anche per ora che i paesi manco fortunato se poteva aga e l'aga si vince tanto importante per la vita delle persone. E quindi sono veramente tanto orgogliosa di poter rappresentare queste persone che svolgono fa al perché iaitis, no? Prima ascoltavi e hanno detto non vogliono stare di band, vogliono poter anche noi fare la nostra parte per migliorare la vita di che iaitis. Ecco, certe persone si hanno detto la vecchiaia e porto anche malinconia, problemi di salute. E il fatto di guidare a chi mette
in moto la nierva duro, noto ci incrudulis. Sato ci mia maravigliato me, Erika, che tutto che sto in qui, oltre 80 anni, e ha uno zio blancieroso, e sta ben di salute, e la zio contento, senti. E lì sono buono terapia o eselario di pratica che fa così. Ma diciamo che sarà un po' per sorta, no? Sicuro vivi tra un posto così bello, no? E a fare la sua parte e dopo pensi che se di poter fare delle robe buone perché gli altri ti mette di buon umore e in qualche maniera ti aiuta a passare la giornata più con tranquillità, più insomma in maniera più serena, ecco, e quindi pensi che tutte le robas azzurri, no? E a me ciò che mi piace è che comunque i facciamo delle attività rivolte alle persone più anziane proprio con questo obiettivo di poter stare insieme e di poter passare qualche ora fuori da giornata normale, no? Con le solite robe che si fa, ecco. E penso che questo giovi un po' al fatto di sentirsi parte importante della comunità e di sentirsi utili, perché spesso succede, no? Che quando magari non si è più a lavorare, si è in chiesa, magari si corre il rischio di trarsi pensante di noi si più utili, invece che queste attività qui, no? Fanno in modo che le persone si sentino tanta importanza per loro e per appunto il resto del mondo. Ecco, Tito Solari lo vede come chi nasciuta qui a Pesaria, che come alle tal forest, al dicevo che e al dice che la cultura è un gran don del Signore. E io penso anche che Svetius è un don del Signore. Paolo Agostini sa dicevo che in Africa i frutti e i vecchius io tengo in grande considerazione e voi lo potete vedere. Sì, io immagino e penso che anche sì, per noi i nostri vecchi sono una risorsa importante perché non sono che possono dare testimonianza di ciò che è stato, portare in avanti insomma, no, le nostre tradizioni, ma anche proprio essi un punto di riferimento della nostra comunità e quindi speriamo che magari ci vediamo così, sarà io 80, ma spero che sia la possibilità appunto grazie a loro di poter far imparare qualche donati a fare al cins perché questa bella tradizione è in davanti. Ecco, diciamo che Prata la dà centenari a chi al tuo comune, di sta 2 o 3 centenari, si mi pensi. E negli ultimi anni abbiamo avuto un periodo in cui avevamo 4 o 300 anni, no? Di cui 2 cugini, come purtroppo sono mancati, e sì, abbiamo avuto anche una persona che arriva a 103 anni. Sì, e una in particolare, la Nilda, ha guidato praticamente finché ha potuto. Sì, finché ha potuto. Fin sull'ultimo. Grazie di cuore di questo fiesto, di che svecchio che abbiamo avuto l'occasione di vedere, no? All'opera. Grazie di cuore veramente al dottor Agostinis, ai Gufos da Luna e a tutta la INT, tutta di ogni banda dal Friuli. E sì, oltre che Tiana Lozza e Tiana Lozza, insomma, che ci sono messi a disposizione perché sbielisce in progetto. Non homo femmenos, ma anche poems. Qui vive il presidente del Proloco de Val Pesarino, che sarebbe un neolaureando in architettura. Io tu Andrea, per far vedere che anche se si fuori dei centri, hanno potuto studiare e si laureano anche noi. Ecco, come presidente del Proloco, qual è stato il vostro ruolo, diciamo? Ma no, con la festa degli Alcins siamo sempre in coordinazione, diciamo, come supporto logistico, pubblicitario, se diventa per una qualsiasi roba, sì, dice che può dare disponibilità. Dopo cui i Gufi della Luna siamo sempre a stretto contatto.
come che facevano d'estate i libri, le presentazioni librarie e anche la festa del Cialcin, che è un bellissimo evento che all'introduce alla borgada, al piccolo contesto da borgada, tipo l'anno passato era la sua pesaria sta lì da Bertala, quindi fa scoprire a me questo e dopo si crea anche un'unione fra con queste signore che si fa al Cings e le barrette che io un viaggio ad andato sempre la barrettuta oltre che il Cialcin e quindi sì, siamo sempre contenti di dare il nostro supporto. E io, Andrea, questo fiesto è unico, non tu hai mai sentito chiacchierare del fiesto dal Cialcin. E che pensi tu di questo nones, contentos di fare, e che dici a chi vuoi, tu sei giovane, c'è molto tu questa realtà? È un tesoro, una roba preziosissima il loro contributo. E di fatto mi chiamo spesso che dice imparare anche voi giovani e anche uomini a fare Cialcins e barrettes. Vi ho capito, imparate anche voi giovani e poemi a fare Cialcins per avolo del presidente Proloco Andrea Puschiasis. Allora, i vim trio acquirenti, trio poemos stagionados a comprare Cialcins. Ecco, qui viene. Clelia? Di là? Sono nasciuta qui a Prat, ma come sono via, sono a Treviso. Tu sei venuta a comprare Cialcins? Senti a comprare Cialcins. Io sono Fausta, sono da Prat, sono nasciuta a Prat e sto a Prat, sono da 7 anni. Ah, tu 3 anni fa? Io in dai 86. 86 a Fausta. E poi da Rio Svedio c'è biel campionari di poemo stagionados e bielo. Sì. Ecco. E questo? Mi chiamo Aida e sono della provincia di Treviso, lo stesso paese della Clelia, sono sua cognata. E tu sei venuta a comprare Cialcins da Treviso? Io che a Treviso io faccio così bene. Gugliais a Treviso? Non tanto, non tanto. Ho veduto la città, c'è dispersivo che è. Anche da ecco. È vero, guardano la televisione la sera, non lavorano mai. Allora di estos compagnos che a Guglia ci temi in movimento la nerva duro e che ci sta miei. Va bene, riporterò senz'altro. Grazie. Farei fa una fontanuta, vegnaranduta zadaga, vegnara pur entiaie, vegnara pur dutas son viñudas, dutas son ribadas, no me llena rigaman, no me llena Allora sono qui con Luigina e con Elsa. Loro due sono maestros. Loro per 15 anni hanno fatto coi frutti delle scuole lunari in Chiarniel. Una roba spettacolare. Io ho messo via tutti, tanti che sono miei. Non lunari, come sono in pensione tutt'andos e si sono mettuti a gugliare e attaccare su etichettos in maniera che qui calvemo a comprare, no? Che avete una bella presenza. Allora Luigina, tu sei stata
un grundidis, a picchia etichetos, da nulla che ven che sti alcin, da cetianal, trojagna e conti. Mattiala, all'estate veramente sorprendente, poder viodi 70 int, non a modernesta val, i vintacate etichetas da Tarvisio, da Buia, da tutta la Tiarnia, e c'è che lei è più sorprendente, a lei che le femmine di oltre 90 anni, casan fatti al cins, con una perfezione commovente. Cioè io e se ci spiavano una volta ogni tanto e dicevano non ne saresti decisamente buonas di fare scarpette di un certo tipo e dopo entia tanta varietà, ti ho vinto scuierze per noi a scegliere un mondo. Io qui confessare che ne sono buona da gugliare, ma in qualche maniera mi ha attirato questa idea di poter fare che capolavoro. Ecco, e vinta cada su tanta, se vuol dire che allora tanti hanno risposto a questa bella iniziativa, perché l'obiettivo che hanno guidato tutti è quello di poter dare una mano, una piccola gota per un grande progetto. Per un gran poch. Io dico veramente, anche il gusto di mettere le lanos e di fare armonia. Mi sono non le noi a confronto di chi. Infatti, che sta qui per esempio è Lucia di 89 anni, che probabilmente con tanto gusto metto dentro che srapezzi di lana, podina di così, da 30, ecco. E che sta qui è la nesta Rita, un'altra di 92 anni, di Tianal, che ha fatto un po' di tialcin non per peduzza, ecco. E quindi cioè una meraviglia, sì. Come vin Elsa, allora vin Elsa, no, che è un sorto par di tialcin. Di Trelli di Paular che ha 84 anni, quindi dice Analdi in Chiaroi ha partecipato a questa iniziativa. Ma spieghi Elsa che sono con la scarpetta? Io ho benissimo questa scarpetta, la lana è di piura e quindi si sente capica un po', no? E no, c'è il cesso proprio da boscadura, no? Perché i tempi proprio. Ecco, volevi dirti? Pantofalas che stia qui entia, no? Quello risvolto che si può girare giù, c'è mucca place o su. Elsa, l'armonia dei caluri, l'anno di piuro, blanco e marrone misclicciato e blanco e scuro. Ecco, a tutto di anche l'armonia. È veramente da fateccia, no? Diciamo che arriva da fare la scarpetta, le metti in risal dopo il resto, insomma. Biei è brava questa sfera. Ecco Elsa, allora non mocchiarnio ma anche furlanio, no Luigi? Ma decisamente sì, e vuoi dire la Tiarni ha risponduto, ma ha risponduto il mondo, podina di così, il mondo perché il passaparola è stato importante. E a proposito di che scolos, è stata una femmina da Soclev che ha scritto un bel biglietto che in caratteri maiuscoli ha detto: impensaici che neanche un fil di lana va stracciato. 80 votanti, un messaggio che non ha di far rifletti. I vim c'imparà des nostros femenos. Grazie di cuore a vostros dos, nonomo lunaris, chialcims, sciarpo, scufos e bocchioce vostro. Farei fa una fontanuta, vegnaranduta zadaga.
I sitiatin con Nives Baldacconi. Ecco, proprio quest'estate in agosto è stato premiato col bastone di San Pieri per il grande altruismo, solidarietà che tu fai, è un premio prestigioso, però tu hai ricevuto tanti riconoscimenti. Ecco, voi siete qui per fiesto dal Chialcim e vi sentite l'umie di Paola Agostinis che alla da Vierci Spuzza la in Africa. Tu hai avuto l'onore di accompagnarlo un viaggio. Vuoi contarci di che esperienza che tu hai avuto con lui? Sì, perché di no. Sono stata in un viaggio che il dottor Agostini ha fatto nell'isola di Pemba, che è un'isola della Tanzania, e ho avuto appunto, come tu hai visto, l'onore di poter là con lui a visitare queste terre. Ieri già stata in Africa, di la verità, ero stata in Togo. E posso affermare che il mal di Africa esiste per davvero. È una roba incredibile. Tu torni a chiesa che non torni a voglia di fare la valise perché tu vorresti già voglia di tornare a partire, no? Con tutta quel che è tanto miseria e povertà. È vero, ma è una miseria, che è miserie oggettive, pratiche, no? Dal tipo i signori che hanno bisogno di 4 ermaroni, perché loro hanno cercato intorno e forse un cambio, no? Di queste loro vestiti tradizionali che si plè come se fosse un tavae di 4 persone, no? E che la tengono da conto e che la mettono intorno per quando arriva un ospite. Cioè noi rischiamo di sentarsi a tavole, no? Dopo si sta magari a stale o a girare le danze, c'è chi viene intorno magari si leva una smas. Ma loro, dal momento che tu vai a chiattaio e per loro lei regà più grande che tu possa fargli, a si vestissi di feste con la roba migliore che hanno, che hanno messo via in tutti antonut. Loro non hanno armarons, ma hanno una carica una carica interiore che ti colpisce, che ti conquista. È vero, hanno tante miserie, però hanno in chimo perduto che per noi era importante anche in Fano, il senso da famiglia, l'accoglienza. Lì la famiglia è sacra, perché se loro appodono ospitati o sanno un becin, allo troppo in periodo che le manca il fortunato di loro. Se loro hanno un casco di banane, se ti lo danno a te. No? Per portare a chiesa, come se noi potessimo portarlo a chiesa, e magari dopo loro invece a chiave il cil, no? E queste robe qui ti colpiscono. Un'altra roba che mi ha colpito è che la femmina che lavora non sappe sacraboltare, tu io mangi fa paura, no? A son che a lavorare e continuano a far girare il mondo, a mantenere i figli in grande dignità, perché loro non domandano la carità, domandano il lavoro, domandano il rispetto. E lì la femmina è che in chimo se solo alce il chiave a ticchiale, sono due solo attenti. A me è capitato, quando sono venuto con il dottor Agostini di là in un villaggio, e avevi portato 4 balloni di Matea, figurati la muleria. In 2 minuti sono arrivati da ogni 200 frutti, ma proprio così a Sameave, non arriva a contaio. E tutti ti vengono intorno, vuoi intocchiato, tu sei blanco, no? E a ti tocchi in periodo se tu sei vero. Però i turisti sentono che ti pesci, che ti fanno. Arrivate fuori nel signore, non sai tu anche un po' da svegli, forse sei più giovane di me. Ha detto, non sai, quel croc, tutti sono attenti spariti, no? Allora, in Chimo la femmine sono ridotte 6 anziane, 6 davanti con l'età, ha il punto di riferimento. Allora, il mondo è per davvero,
ma la femmina che qualche volta si sente fracassata, si sente umiliata, si sente violentata, è importante in questa società. Ecco, torniamo Nives e non lì molto a questo festo del Calcim. Tu hai detto che vi avete avuto bella accoglienza, sapendo che il mio di Agostini e tu che tu eri la sola spallo diestro, ecco, c'è considerazione umana che portai l'ago e portai la vita e che le nostre femmine sono angudiate perché loro siete miei. Allora, dicono che hai una grande riconoscenza. Loro avresti due voglie di venire su con noi e avresti poi due detenitori io con loro, no? Perché qua anche il dottor Agostini si arriva, il dottor Paolo, se potessi allora resti per davvero pertenissero da com, no? E se potessi anche fare tante fotocopie formato gigante, no? Formato naturale, perché lui ha lei non vuol dire per noi si blasfeme, insomma, no? Però per loro, perché quando il dottor Agostini si arriva io, al chiamine a Savalon, al si sente partiere, al vatta schiase, avvio di lasmare anziane, da persone che lui ha incontri ogni dì quando va a fare lezione, no? E il fatto che lui può entrare in tune da loro porte, in tune loro capanne, a lei come sempre Gesù Cristo, insomma, perché è un regalo che loro continuano a apprezzare e a farsi capire. E chi noi stiamo perdendo in qualche maniera, no? Ma forse con la festa del Calcim Nives stiamo recuperando, perché dicevo il mio di Agostini prima che alle mie dal yoga gudia e nell'hanno dimostrato le nostre femmine prima e che non abbiamo Calcim, maios, scufos, sciai, e hai veduto voi in cubiertos, ecco, non stiamo a vedere sempre in andi al di biele in c'è da noi. Noi ving in Chimò tanto di contare e tanti di viodi e tanti di tramandare. I credo che le persone adulte avete che l'impegno, quindi passi l'impegno di trasferire la conoscenza, l'arte di falchi al cinema. A me mi capita, no? Io ho il magazzino a casa mia che i recuperi, porti la lana e voi acchiattare queste femmine. E mi sono perfino ridotti a bevi il caffè nero che mi fa luce con un dè di caffè nero, una chiacchiere dell'Antico Testamento e 3/4 di baili, no? E io dico, ma in luce i suoi astemi non posso bevi, frutta che ti fa un bene se tu sapessi, no? Femmine di 94 anni, di 96 anni, che se uno gli porti di corsa la lana e tornano a disfare, perché parlo e gli sgrazie ogni volta, no? Magari gli porti un pacchetto di caffè neri e mi dici ma frutta, ma perché mi dici grazie, non faccio mica per te, tu io, e fas perché i frutti alla io con quei voglons che hanno bisogno da là. E che sta qui è il nostro Chiero di Chiargno, ecco, e ci ringrazio di cuore, Nives in pensione da un par di anni, ma tu lavori più di prima. Ma insomma, allora dico che io qui ringrazio il Signore che mi dà la possibilità di poter contribuire perché anche io a mia stato passato un testimone da me, no? E quindi credo che noi avete, come dicevi prima, il dovere di trasferirlo che poi giovani di noi. Perché il gusto di rendersi disponibile e solidari è una prescrizione che neanche il dottore Agostini, che è il medico più bravo del mondo, può prescriverti. O che tu la scuvierci, se no. E con questo mandi e grazie di cuore. A voi, grazie, mamma, buon lavoro. Farai fa una fontanuta.